Quando i cambiamenti climatici vanificano il funzionamento delle opere dell'uomo. Emblematico il caso del Po alla sua foce, dopo una corsa di 650 km dal Piemonte al Veneto, dove il fiume abbraccia il mare Adriatico. Negli anni 90 sono state realizzate 2 barriere antisale per impedire la risalita del cuneo salino. In poche parole, se meno acqua dolce scende, più acqua salata risale, fenomeno che d'estate preoccupa gli abitanti del Polesine, soprattutto gli agricoltori. Semplice il funzionamento di queste mini dighe. Voi vedete dei pali in alveo, su questi pali sono incenerati delle specie di cancelli. Questi cancelli si chiudono nel momento di risalita del cuneo salino. Ci sono dei longheroni sui quali ci sono incenerati dei flaps. Scende la portata dolce, quindi si aprono i flaps e lasciano scendere l'acqua dolce. Quando risale l'acqua salata del mare, questi sono incenerati, quindi si chiudono. Tutto chiaro? Però c'è un però. Il calcolo statistico delle portate ci diceva che raramente il Po sarebbe sceso sotto i 450 metri cubi al secondo. Purtroppo dalla realizzazione, dagli inizi degli anni 2000, anno dopo anno la portata del Po è scesa progressivamente. Siamo scesi fino a 170-180 metri cubi al secondo. Risultato, il mare Adriatico risale addirittura per 35 km dentro il delta del Po. Cosa vuol dire in termini idraulici quando c'è il cuneo salino che risale così in alto e per tanti chilometri in una zona come questa a vocazione agricola? Significa che non riusciamo a derivare l'acqua dolce per irrigare i campi. Secondo problema, a pochi chilometri a monte c'è una centrale di potabilizzazione. Nel 2006 e nel 2007 questa centrale di potabilizzazione ha prelevato l'acqua dal fiume, peccato che l'acqua fosse salata. È stata depurata, è stata rimessa nella rete idropotabile, però chi in casa beveva l'acqua del rubinetto beveva acqua salata. La soluzione c'è, o meglio, ci sarebbe. Una nuova barriera antisale da posizionare proprio nell'estremo delta, alla foce del Po di Pila. Con questa barriera andiamo a simulare una portata a Ponte Lago Scuro 3 volte superiore. È un progetto che stiamo presentando all'autorità di bacino, abbiamo già presentato in regione, abbiamo presentato al Ministero, lo stiamo cercando di venderlo per poi riuscire a portare a casa su questa idea il finanziamento. 25 milioni di euro che per ora non si trovano. Terra bonificata il Polesine, terra conquistata dall'uomo che il mare Adriatico rischia di nuovo di far scomparire, desertificando buona parte del delta del Po.